Torniamo in studio e torniamo a raccontarvi il mondo della pastorizia. C'è stato un tempo in cui chi faceva agricoltura, praticava l'allevamento, a un certo punto si trovava a dover abbandonare la scuola e i banchi della scuola. Ecco, adesso accade anche che per essere allevatore, pastore, si frequenti la scuola. Lo dico per presentare il nostro prossimo ospite, Antonio Sao, sindaco di Ittiri. Siamo in provincia di Sassari, presidente del GAL, gruppo di azione locale Anglona Coros, che proprio con il finanziamento della Regione Sardegna per il secondo anno organizza cosa? Una scuola di pastorizia. Ben arrivato, Sao! Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Allora, una scuola di pastorizia, qualcuno si starà già chiedendo perché. È una scuola di pastorizia che vuole essere un'opportunità, dotare gli allevatori di strumenti importanti per poter mantenere le proprie aziende in un sistema produttivo che è sempre più complesso, che ha sempre una maggiore concorrenza, che ha sempre più necessità di strumenti e di formazione. Senta, Sau, ma gli studenti che vengono, che si iscrivono, chi sono? E le materie che apprendono concretamente quali sono? Allora, gli studenti, c'è una selezione che dà l'opportunità a 12 studenti di frequentare questa scuola. È un corso che ha 24 ore di teoria e 96 ore di formazione esperienziale. Ci sono anche delle visite importanti in aziende che hanno raggiunto un alto livello di innovazione, quindi insomma l'idea di favorire anche un contagio positivo. Docenti sono docenti delle università di Sassari, Torino e del Molise. Inoltre ci avvaliamo anche della collaborazione dei ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico e delle agenzie Agris e Laore che collaborano con la Regione Sardegna per appunto migliorare insomma, la conoscenza del mondo dell'agricoltura. Inoltre sono previste anche delle esperienze in regioni del continente europeo, in particolare in Portogallo. Cosa si vuole fare? Si vuole migliorare quelle che sono le competenze in materie di conoscenza, ecco, del marketing e quindi anche della promozione delle proprie aziende, genetica e riproduzione, e poi insomma, tecniche, la scienza della nutrizione animale, e poi insomma anche una maggior conoscenza di quelli che sono i flussi e i sistemi del mercato ovino. Beh, insomma, un bel piano, ricco piano di studi. Ora, io non so se lei prima ha avuto modo di ascoltare Federico Fazzuoli, che ci diceva quanto poi l'amore per l'agricoltura, per la pastorizia, sia qualcosa che è quasi nel sangue, che si trasmette da una generazione all'altra, per cui quasi sempre chi pratica questo mestiere viene da una famiglia che lo ha fatto magari in passato con qualche interruzione di generazione. E io già mi domandavo, sapendo che l'avremmo presentata, se invece tra gli studenti che si iscrivono alla scuola di pastorizia ce n'è qualcuno che non ha in famiglia persone che sono state pastori, ma che ha deciso di fare questa scelta. Sì, non sono tanti i casi, però qualcuno c'è, anche se condivido che poi insomma è un mestiere che presuppone una scelta di vita e che ha comunque insite anche delle motivazioni che vanno oltre la ricerca del reddito. C'è un attaccamento all'azienda, l'azienda molto spesso è in terreni che poi insomma, sono di proprietà da varie generazioni, si sono seguiti e anche le migliorie che in quell'azienda si sono poi avute nel tempo, e quindi diventa quasi un'eredità che poi insomma crea anche un trasporto emotivo in questa professione, che diventa poi una scelta di vita che ha sia insomma, i valori e l'attaccamento alla famiglia, ma poi anche una forte vocazione. Molto molto interessante, e dovete sapere che poi allora, la scuola sarda di pastorizia è diventato un modello a livello nazionale, ci sono poi anche altre scuole che stanno sorgendo, ce ne sono in Campania, se non sbaglio ce ne sono in Val d'Aosta e anche in Friuli Venezia Giulia. Federico Fazzuoli, queste scuole, questi insegnamenti nascono anche, ce lo ha bene evidenziato Sau, dall'esigenza di fornire a chi decide di
tornare a praticare o di praticare la pastorizia una rete, perché come abbiamo capito anche dai filmati, insomma, questo è un mestiere molto duro in cui non sono permesse assenze fisiche proprio. Federico. Tutto l'allevamento ha questa caratteristica, perché gli animali devono essere seguiti tutto il giorno, anche la domenica, il sabato e la domenica. La differenza tra il lavoro in agricoltura e quello in una fabbrica è che la fabbrica il sabato e la domenica può chiudere, e poi se vai il lunedì mattina sai che la temperatura è quella, se è caldo c'è l'aria condizionata, se è freddo c'è il riscaldamento. Quando vai in agricoltura sei all'aperto, piove, tira vento, non piove, c'è siccità, quindi c'hai tutta una serie di variabili che in qualche maniera però devono essere previste, controllate. Bisogna sapere che c'è, per esempio nel nord Italia, siccome hanno la grandine spesso, hanno cominciato a mettere da tanto tempo le reti antigrandine sui vigneti. Se andiamo nel centro Italia o nel sud Italia, ancora le reti antigrandine non ci sono. Perché? Perché il caso della grandine non è ancora così frequente come nel nord. In Napa Valley, siccome hanno le gelate tardive, hanno le stufe lungo i filari, e quindi bisogna sapere che cosa avviene. Se poi uno va all'agricoltura biologica, addirittura ancora bisogna studiare di più, sapere molto di più. Cioè è il contrario, quando uno pensa che l'agricoltura biologica si fa come si faceva una volta, sono tutte stupidaggini. L'agricoltura biologica significa che l'agricoltore deve riconoscere, e quando c'è un'infezione deve sapere bene come prevenirla, quando trattarla. Ci sono le centraline, deve essere una preparazione pronto, deve essere certo. Oggi fare l'agricoltore significa essere molto più, studiare molto di più che fare l'operaio in fabbrica. Insomma, oggi stiamo scoprendo tante cose e tante forse le volete condividere con noi. Sao, ho una curiosità. Attualmente la scuola sta per cominciare, se non sbaglio. Si sono iscritti uomini ma anche donne, e quando lo fanno danno una motivazione. Che motivazione danno? Quali parole usano per proporre la loro candidatura? Come? Scusi. Per proporre la loro candidatura. Sì, allora si sono iscritte delle ragazze, alcune perché comunque sono figlie, insomma, a casa hanno una tradizione legata alla pastorizia, altre sono le compagne di allevatori che vogliono dare un contributo all'azienda di famiglia, anche in termini di efficienza e anche di qualità di vita, perché anche insomma, l'obiettivo che ha la scuola è quello di cercare di migliorare la qualità della vita del lavoratore, perché ritorno sul punto, è un'esperienza lavorativa totalizzante, e quindi insomma anche frequentare scuole, vedere insomma le migliori aziende, le migliori esperienze può anche portare ad una collaborazione fra aziende, e quindi fare in modo insomma che ci sia un sostegno reciproco e quindi anche una certa fiducia per fare in modo che qualche giorno di riposo lo si possa ottenere.